Ciao a tutti e benvenuti in questo probabilmente mini video. Siamo partiti con calma sabato mattina, voglio proprio di rilassarci un po'. Siamo sulla Pian del Cansiglio, precisamente nel villaggio Cimbro Le Rotte, e sarà un weekend un po' culinario perché abbiamo già prenotato 2 ristoranti che di solito ce ne concediamo 1/0, sto giro ci trattiamo bene, e mangeremo qui alla Casera Le Rotte che è subito qui sotto, ma è a mezzogiorno, quindi ci vediamo a tavola. Olè, abbiamo mangiato bene, posto bellissimo, proprio bellissimo, ci è piaciuto un sacco. Molto romantico, molto bello. Molto. E adesso giriamo ancora un po' qui per la piana, che c'è anche qualche altro villaggetto da vedere. Questo è il villaggio sempre Cimbro Vallorc. La strada è innevata, tra l'altro abbiamo provato a farla col furgone, ma nel punto in salita sgomavamo a tornare giù, ci buttava verso il fosso. Occhio il ghiaccio anche qui. Siamo anche presi un po' paura, quindi andiamo a piedi come tutti. Siamo scesi sul lago di Santa Croce e a dirla tutta ci siamo anche un po' riposati nel furgone nel parcheggio vicino al lago. Ce la prendiamo proprio il relax. E adesso, per non farcelo mancare, andiamo in pasticceria. Buongiorno! Ciao a tutti! Ce la siamo presa comodissima sulle 10 passate, quindi sì. Stati col nostro bel riscaldatore, stati da Dio. Veramente è andato, tutto bene. No, è con i viaggi lunghi che non va, che succede qualcosa, dai, con i viaggi corti va, il riscaldatore va. E niente, siamo su un monte che sinceramente il nome non l'ho trovato, ma qui in cima c'è la Malga mezzo miglio e si sale dal lago di Santa Croce in questo posto. È molto bello, c'è anche quest'area picnic nuovissima. E merita anche d'estate secondo me, anche se oggi si sta bene senza giacca fuori, almeno qui al sole non è male. Ok, ora scendiamo e andiamo verso il lago morto e altre piccole pozze d'acqua che abbiamo trovato e poi andiamo a mangiare di nuovo. Questo è il parco dei laghi blu, che sono sti 3 laghetti che hanno un'acqua incredibile, bellissima, e sono subito sotto il cavalcavia, ci si arriva dal lago Nero, che è più grande. Il problema è che hanno tutto recintato con i cartelli dell'Enel e quindi stiamo provando ad avvicinarci da sto sentierino che abbiamo trovato. Vediamo se riusciamo.
Peccato, in realtà con questo sentiero ti allontani, quindi lì riesci a vedere solo un pelo da dove eravamo prima, ma rimangono qua sotto e sono molto belli, come dicevo. Ci sono anche i tavoli da picnic, oddio mi accoppo, e tutto. E speriamo che li riaprono prima o poi. Poi penso con la luce del sole che l'acqua sia veramente bella. Ok, queste sono le sorgenti del fiume Meschio e non so quanto renderà, ma sono veramente di un azzurro stupendo e l'acqua sembra uscire da una grotta sotto. È una piccola passeggiata, è carino, merita. E adesso andiamo a mangiare. Questa era la locanda Codirosso, che è a Nogarolo, vicinissimo ai laghi di Revine, dove appunto andremo adesso a farci un caffettino prima di andare a casa. C'eravamo già stati per caso e ci siamo tornati perché avevamo mangiato bene, come stavolta, abbiamo mangiato molto bene e si spende poco e il posto è molto carino, quindi ne vale la pena. Torna a casa. Oh no! L'idea era di fare un weekend veloce ma relax ed è andato